Buongiorno a tutti e benvenuti dal palestrone Dorando Pietri di Viareggio per la gara di campionato femminile tra Trissino e le padrone di gara dell'SPV Viareggio. Risultato ancora sullo 0-0. All'inizio partita c'è stato un minuto di silenzio perché Trissino gioca con il lutto al braccio a causa della scomparsa del figlio dell'allenatore Gianni Giuriato, e una morte prematura che ha sconvolto un po' la società. Andiamo in cronaca diretta subito con il gol di Sofia Bertinato che sblocca la contesa dopo 5 minuti di gioco. Si porta in vantaggio il Trissino per 1-0. In pista per il Trissino Rossato, Bertinato, Cazzola, Rubega e Boscaro, mentre per l'SPV il portiere, scusate, intanto vediamo seguiamo un attimo la gara, questa azione del Trissino che sta giostrando gara con Cazzola che punta l'avversario ma apre il gioco su Bertinato. Bertinato affrontata da Anna Palaggi, ora Raffaelli che contrasta bene Cazzola e gli recupera la palla. Riparte l'SPV con Palaggi che giostra il gioco, ancora per Raffaelli che prova il tiro da fuori, non riesce la deviazione dell'attaccante Iannacone. Riparte ancora Trissino con Bertinato, ma subito l'SPV si chiude e quindi Trissino ragiona e riparte con la manovra. Cerca di allargare la difesa delle padrone di casa. Ora Rubega trova un varco ma interviene benissimo il portiere. In porta per l'SPV Vittorio Masetti. Intanto vediamo questo contropiede condotto bene, trova la rete la numero 77 Calla Marquez che porta in parità la contesa. Richiamo del direttore di gara al mister Bertinato che ha mal digerito questo pari. Cambio intanto per l'SPV, entra in pista la numero 4 Brandi che sostituisce Raffaelli. Va il tiro Cazzola, fuori misura, recupera bene Boscaro e allarga su Bertinato. Trissino, una squadra che ragiona un po' di più e cerca di allargare la difesa avversaria per trovare il pertugio per il tiro, come in questo caso con Cazzola. Ma SPV si difende bene ed è pronta alle ripartenze come il gol di prima. Intanto fallo sulla Boscaro dietro porta. Punizione dall'angolo basso per il Trissino, batte Boscaro per Bertinato che fa scendere Cazzola lungo sponda. Continua l'azione del Trissino che manovra per allargare la difesa, ora dall'altra parte con Rubega che punta bene il difensore, arriva in area ma non trova la conclusione, recupera palla dietro Brandi, ma ancora Rubega che riesce a inserirsi e mantenere il possesso della palla. Chiama la distanza Rubega, vicino a lei ancora Cazzola che riparte, ancora questa manovra avvolgente del Trissino con il tiro da fuori di Bertinato che però non trova la porta. Non riesce ad uscire l'SPV dalla propria metà campo perché il forcing del Trissino è alto, dopo aver perso palla sono molto aggressive. Vediamo ora Iannacone che esce girando la porta. Riparte il Trissino dopo questo recupero ma non trova spazio
Ancora la Marquez che prova ad entrare ma viene disturbata subito da Boscaro. Ora Bertinato gira la porta, prova la conclusione ma non trova il Pertugio, trova pronto il portiere. Ancora Rubega ci prova, centrale, ma ancora la Marquez a chiudergli la via e riparte la manovra del Trissino. Il Trissino che continua a spingere. SPV ordinato a controllare la manovra, Trissino che cerca i Pertugi per il tiro e traversa su tiro da fuori di Rubega, che non ha fortuna in questa conclusione ma picchia la traversa della porta difesa da Masetti. Ancora palla per il Trissino che riparte. Rubega, prova il tiro Rubega, fuori di poco. Ma subito sulla palla si avventa Bertinato e riparte allargando il gioco da metà campo, pronta sempre Rubega, sempre pronte, sempre pericolose o con tiri da fuori o con entrate ficcanti le giocatrici venete. Forza un po' l'azione il Trissino, recupera bene Brandi in difesa e riparte dietro porta. Ma sbaglia il passaggio favorendo l'intervento di Cazzola che si trova tu per tu col portiere, ma brava l'estremo Masetti a chiudergli la via. Palla 2, angolo basso, recupera palla subito il Trissino con Cazzola dietro porta. Contropiede SPV, 2 contro 1, Iannacore contro Brandi. Non riesce a chiudere il contropiede. Riparte Trissino con Bertinato. Prova la conclusione ma viene chiusa da Raffaelli. Ancora Iannacone, lungo sponda se ne va. La contrasta Cazzola ma non riesce a trovare lo spazio. Contusione, il giocatore rimane a terra. Iannacone, si fermano il Trissino. L'arbitro interrompe la gara per soccorrere la giocatrice che è rimasta a terra. Ce la fa la Iannacone, si rialza e prende parte del gioco, non c'è bisogno dell'entrata del servizio sanitario. L'arbitro fa riprendere la gara sempre in favore del Trissino. Chiede la sospensione il portiere Masetti per pulirsi la maschera, glielo concede il direttore di gara. Uno risultato, 15 minuti alla fine, 2 falli di squadra per l'SPV, 1 per il Trissino, partita sostanzialmente corretta. Si può riprendere, tutto a posto, fischia il direttore di gara e riparte il Trissino con Bertinato Rubega. Discesa laterale di Rubega che non trova gli spazi, Cazzola domestica a metà campo, punta il suo uomo, lo supera bene ma non trova la porta, recupera ancora Boscaro per il Trissino che affonda questa conclusione e Masetti ancora a chiudergli lo spazio, non trova la via della rete l'attaccante vicentina. Palla a 2. Raffaelli e Boscaro sulla sfera, recupera il Trissino con Bertinato, affrontata da Raffaelli ma Sofia Bertinato riesce ad arrivare in area e la palla rimane sotto i gambari del portiere. Trissino un po' nervoso che vorrebbe cercare la via della rete ma trova l'SPV ben schierata e nel portiere locale un ottimo affronto alle inclusioni. Intanto la Marquez porta l'azione, bello intervento di Rossato, poco impegnata ma sempre attenta e contropiede del Trissino. Cazzola per Boscaro che però perde l'attimo e deve ripartire con la giocata avvolgente del Trissino che continua
a provare ad allargare la difesa e ad entrare, ma riparte la Marquez con Iannacone che la incrocia, non riesce il testa a testa con la Cazzola che è la meglio, interviene sulla palla, riparte il contropiede, ma anche lei non trova il pertugio, lascia palla a Rubega che riesce a incunearsi e a servire Bertinato che però ha un controllo non perfetto, alza la palla e quindi dà il fallo a favore del padrone di casa. Punizione, Trissino subito alto e aggressivo per recuperare la palla, Raffaelli che prova a saltare il suo marcatore, non riesce a servire la compagna, recupera ancora il Trissino e riparte con Bertinato lungo sponda, cerca retroporta Boscaro, Boscaro riparte, non trova spazio e allarga su Cazzola, arriva l'aiuto di Bertinato che scivola ma Cazzola continua dietro porta, non trova il pertugio e deve ripartire da metà campo, pronto per il tiro da lontano che viene chiuso bene da Marquez e non trova spazio il Trissino sia nelle entrate che nei tiri dalla distanza e Marquez recupera questa palla, punta in testa a testa Cazzola e bella la parata dell'estremo rossato che chiude lo spazio. Intanto altro cambio del Viareggio, rientra Anna Palagi che dà il cambio a Brandi, mentre il Trissino riparte con la manovra larga da fuori per la costruzione del tiro ma non trova il giusto pertugio. Fallo sul portiere, intervento di Rubega dentro la lunetta e time out chiamato dal mister di casa per riassettare la difesa. Trissino aggressivo che vuole imporre il ritmo gara, vuole chiudere la gara subito, mentre Viareggio ben messa in campo, chiusa, che prova a colpire in contropiede e quindi sempre pericolosa, una gara abbastanza equilibrata, anche se il possesso palla del Trissino è alto, non trova comunque lo spazio per riuscire a colpire la porta delle padrone di casa. Prima sirena, portieri che tornano in porta per la chiusura del time out, squadre che si rischierano in pista, pronto l'arbitro Cardelli a dare il via alla ripresa del gioco con una palla all'angolo basso, punizione in favore dell'SPV, riparte la gara. Palagi che serve Marquez, Marquez gira la porta, trova subito Rubega a trattenerla, non gli lascia andare, l'arbitro fischia il fallo di trattenuta, dà la palla ancora all'SPV, ancora la coppia Palagi-Marquez abbatte la punizione con subito Rubega e Bertinato in pressione, pressione alta del Trissino, lancio lungo, recupera il Trissino Cazzola. L'avversario blocco che libera lo spazio ma non ne approfitta Cazzola che non ha un buon controllo ma recupera comunque la palla nella fase offensiva. Ora è Bertinato che esce bene da dietro porta, trova lo spazio ma non trova la gabbia, ma recupera Cazzola, manovra avvolgente del Trissino che allarga il gioco e riparte con Rubega. Rubega gira la porta, palla fuori, costruzione del tiro, subito Cazzola ne approfitta, ma ancora con poca mira, non trova la porta, recupera Iannacone che prende velocità, supera la pressione, lancia ma non trova compagne libere pronte a ricevere la liberazione, quindi riparte Trissino. Ancora con Rubega dalla distanza che punta Anna Palagi,
trova il tiro ma trova sulla sua strada il portiere Masetti che gli chiude ogni pertugio. Ancora palla fuori dell'SPV, la pressione del Trissino aiuta subito a recuperare la palla e riparte ancora il Trissino sempre con Bertinato che c'è la conclusione, ma SPV è ben schierato, non dà spazi, prova Rubega in diagonale, giro porta, palla fuori per Boscaro che scende, conclude, ma ancora Masetti a ricevere con Palaggi in contrasto con Rubega, la meglio Rubega che riesce a servire Boscaro. Boscaro gira la porta, prova centrale ma c'è Raffaelli che interviene e Palaggi che palla. Riparte l'SPV con Palaggi, Palaggi prova a servire in profondità, la palla è troppo lunga per Iannacone, non ci arriva e recupera bene Bertinato per Cazzola. Cazzola punta il suo diretto avversario ma finisce larga dietro porta, si ferma a ragionare, ad aspettare un blocco in entrata, serve fuori, ancora cambio tra le due, ancora Cazzola che punta, sempre dietro porta, prova l'azione personale ma non trova la palla e riparte da capo, ancora Rubega Bertinato che punta l'uomo ma finisce dietro porta, ben chiusa da Palaggi. Fuori ancora Cazzola che prova la conclusione e interviene Masetti, parata sicura del portiere locale, lancia Palaggi per la Iannacone però anticipata da Bertinato che se ne va, punta il suo marcatore ma trova Masetti e sulla risata ancora Masetti, bene, doppia parata dell'estremo locale, prima su Bertinato poi su Rubega. Sostituzione dei padroni di casa, esce Iannacone ed entra Farioli a dare fiato un po' alla difesa locale che sta soffrendo questo forcing delle vicentine sulla palla Marquez. Recupera Palaggi ma subito perde il contrasto con Bertinato che se ne va lungo sponda ma è bene controllata da Palaggi e costretta a ripartire con il gioco da fuori. Cazzola ancora che non trova spazio, ancora gioca su Bertinato, scambio tra le due per cercare di muovere la difesa, prova Cazzola ad entrare ma ancora non trova spazio e finisce dietro porta, aspetta il movimento delle compagne con il blocco area ma è costretta a dar fuori. Bertinato che ha un controllo un po' difficoltoso, ridà ancora a Cazzola che prova l'entrata ma niente, difesa ben schierata dell'SPV con Farioli che recupera palla ora su Marquez che esce dalla sua metà campo ma è pressato prima da Boscaro che recupera la palla e si punta e ancora Masetti a chiuderle la strada, ancora Marquez di qua, la prima spina nel fianco del Trissino che ha portato il gol sul contropiede. Ora Raffaelli che serve Palaggi ma viene anticipata da Rubega con mestiere protegge palla con il corpo e riparte puntando, arrivando anche alla conclusione ma ancora Masetti sulla sua strada, recupera la palla Farioli che subisce fallo da Cazzola, un po' troppo irruenda nel recupero palla, è andata più sull'uomo che sulla palla e giustamente l'arbitro Cardelli ha interrotto il gioco e ha dato un fallo a favore dell'SPV. Parte Raffaelli subito per Marquez che non riesce a girare il controllo, riparte Trissino con Rubega in centrale, trova spazio tra le maglie rossonere di casa, ancora Palaggi a ripartire, ancora Trissino che pressa altissimo per togliere fiato e idee alle toscane, lanciano largo ma anticipa Cazzola questo passaggio, prova il tiro, brava Masetti a intervenire e spazzare l'area prima della respinta. Trissino riallarga il gioco e riparte con la manovra larga per cercare di portare fuori i difensori della squadra locale, prova Cazzola il tiro da fuori, facile per Masetti, riparte ancora SPV con Raffaelli
e prova a servire Palagi, ma viene anticipata facilmente da Rubega, che conclude a lato. Boscaro fuori per Bertinato. Bertinato punta Palagi, la salta, ma trova ancora Masetti, ma ancora Bertinato sulla respinta. Angolo alto, apre il gioco, riparte Cazzola con Rubega che va al tiro, si ferma tra le maglie dei difensori la palla e viene recuperata da Raffaelli. Raffaelli che ragiona, alza la testa, riesce a lanciare per Palagi che serve Farioli, ma interviene con la stecca alta dall'alto verso il basso. Nicardelli ferma il gioco, riparte Trissino, ma subito Marquez a tagliare questa linea di passaggio, intervenire sulla palla, contrasto tra le due, stecca trattenuta dal difensore del Trissino, dice l'arbitro, e dà fallo a favore delle padrone di casa. Recupera la palla Iannacone, gioco fermo. Aspettiamo il fischio dell'arbitro, riparte Marquez per Raffaelli che serve lunga Iannacone. Iannacone tiene palla in attacco e la riporta fuori, si porta a spasso il difensore fino a metà campo, va al tiro ma trova Cazzola ora contropiede 2 del Trissino. Cazzola e Boscaro a 2, aveva portato Cazzola da sola contro il portiere, ma ha trovato sulla sua strada Masetti, ben servito, ancora Masetti. Continua il Trissino, ancora con Cazzola, prova la conclusione deviata dal difensore, recupera palla Rubega. Rubega dietro porta, gioca a 2 con Cazzola, trova ancora la conclusione, ancora Masetti. Masetti sugli scudi in questo frangente di gara, sta chiudendo tutte le conclusioni. Scivola, frana addosso Farioli a Cazzola, fallo per il Trissino, time out chiamato dalla panchina locale. Ancora 1-1, 5 minuti e 18 dalla fine, 4 falli per il Trissino, 4 falli per l'SPV, 5 per il Trissino. Intanto un cambio nelle file del Trissino, entra Eva Caliotto al posto di Boscaro. Caliotto al posto di Boscaro nelle file del Trissino, mentre SPV ancora con Raffaelli, Palagi, Marquez e Iannacone. Ora sì. Bene, riparte il Trissino con Bertinato per Cazzola, Rubega, blocco di Cazzola, tiro di Rubega, ma ancora Masetti pronta alla respinta, ma ancora Cazzola sulla respinta, arriva per prima sulla palla l'attaccante del Trissino che finta questa conclusione, ma riapre il gioco. Ora prova con i tiri da lontano, libera la contraerea al Trissino per cercare di aprire le difese della maglia locale. Spazza lontano la palla Marquez per riprendere fiato e ancora riparte il Trissino con Rubega per Bertinato. Bertinato punta il suo marcatore, trova il Pertugio ma non trova la porta. Bella entrata di Bertinato. Raffaelli recupera palla e lancia Marquez. Marquez interviene lunga, trova Iannacone, sbaglia l'anticipo, ma sbaglia la porta Iannacone dopo aver saltato bene il proprio marcatore che aveva sbagliato l'anticipo. Riparte Trissino con Cazzola che la mette fuori, recupera Caliotto dietro porta, ma palla alta per il tiro e ripresa angolo basso per SPV. Riparte Viareggio con Raffaelli per Iannacone. Iannacone protegge palla ma è marcata da Cazzola.
corpo a corpo tra le due, interviene anche Bertinato che si porta via la palla, trova il tiro ma trova sulla sua strada le gambe di Raffaelli che chiude bene. Ancora Bertinato contro Raffaelli, ma Bertinato è costretta a ripartire da metà campo, da Cazzola che anche lei finta il tiro. Non riescono a trovare spazi i giocatori del Trissino, difesa ben schierata all'SPV e anche in questo caso Cazzola forza il tiro, Iannacone recupera palla, riesce ad andare via. Contrasto tra le due, alla meglio Cazzola che esce con la palla, riparte in contropiede, Boscaro Cazzola, scusate Bertinato Cazzola, ma tiro deviato, tocca il soffitto a due a metà campo, ripartono da una contesa a due dal centro della pista dopo che la palla ha toccato il soffitto deviata dal difensore. Sulla palla Cazzola e Raffaelli. Chiama le distanze del direttore di gara, fischia ma recupera Cazzola. 3 contro 2 del Trissino, Bertinato si allarga ma tocca la palla una volta di troppo e non trova lo spazio e dà tempo all'SPV di risistemare la difesa. Ancora Rubega per Cazzola, per Bertinato che prova l'entrata in diagonale, serve ancora Cazzola ma sulla sua strada c'è Raffaelli e Masetti, la palla rimane lì ma nessuno ne approfitta, anzi recupera la difesa dell'SPV che lancia Iannacone. Iannacone marcata stretta da Rubega che gli prende la palla, arriva in aiuto Marquez, troppo tardi, Cailotto larga, va dietro porta, fuori per Cazzola, ben marcato Marquez, arriva in ritardo, quindi trova il tiro Rubega ma non trova la porta. Recupera palla Bertinato ma l'arbitro ravvisa un fallo di bastone, un colpo di bastone, quindi fallo per l'SPV. Time out chiesto dalla panchina del Trissino per riorganizzare un po' le idee. Trissino sta forzando ma non riesce a trovare lo spazio e rischia di subire i contropiedi come il gol che ha portato al pari. Due minuti e 20 dal termine, 1-1, 6-4 i falli per il Trissino, palla all'angolo basso per l'SPV che riparte con Raffaelli, pressione alta e anticipo di Cazzola che non riesce però a servire il compagno e deve ripartire, subito la difesa dell'SPV si chiude, difesa uomo molto bassa che non trova gli spazi, Trissino che continua ad allargare il gioco e provare ad entrare con accelerazione o blocchi ma Viareggio ben schierato, non fa trovare lo spazio e quando Trissino trova il pertugio c'è Masetti che risponde sempre presente, quindi partita molto equilibrata. Rubega riparte, affronta il suo marcatore, non trova conclusione centrale, palla alta, palla all'angolo alto per il Trissino, esce intanto Eva Cailotto e rientra Boscaro. Punizione per il Trissino sulla palla, Bertinato che chiama la distanza, si preparano Cazzola e Rubega, Boscaro subito a chiudere la visuale del portiere, barriera dell'SPV che non fa passare la palla, molto chiusa, esce Marquez con palla, prova questo contropiede, ma Cazzola la controlla bene, la porta fuori, gli ruba palla e la costringe al fallo, quindi recupera bene palla Cazzola.
E riparte il Trissino dall'angolo basso, 1 minuto e 30, sempre 1-1 qui dal palestra Dorando Petri di Viareggio. Trissino che fa un grande possesso palla ma non trova le conclusioni, non riesce a trovare lo specchio della porta. Ora questo giro a 3 con il blocco per il tiro che però non trova né la deviazione né la porta e recupera Raffaelli che lancia ma viene anticipato da Rubega. Rubega arriva in testa a testa ma ancora Raffaelli sulla sua strada che non fa arrivare nemmeno la palla in porta. Raffaelli prova ad uscire ma viene pressata alta da Cazzola, cerca dall'altra parte Farioli ma non ci arriva. Interviene il direttore di gara per questo anticipo di Bertinato sull'uomo non sulla palla, quindi riparte l'SPV con Farioli Marquez. Passa lontano, trova Iannacone che però non riesce ad agganciare, quindi recupera il Trissino con Boscaro. Ultima azione, 40 secondi dalla fine. Boscaro cerca il blocco di Bertinato, trova l'assist per Rubega che però non era pronta. Ancora però il Trissino con Boscaro. Boscaro si alza, trova lo spazio, va il tiro ed è Masetti che toglie una palla molto pericolosa. Iannacone in contropiede, subito affrontato da Bertinato. Ancora Iannacone che mette il corpo e riesce a restare sulla palla. Farioli che prova il tiro 2 volte, ma prima addosso al suo marcatore e poi senza fortuna riallarga gioco il Trissino, 3 secondi. Bertinato tiene palla e c'è la sirena che interrompe le ostilità. Fine del primo tempo, Trissino 1, SPV 1, falli 5 per l'SPV, 6 per il Trissino. Andiamo a riposo in questa gara intensa ed equilibrata.
Riprendiamo la diretta, secondo tempo del Trissino e SPV Viareggio, risultato di 1-1 qui dalla pista d'Orlando Pietri. Riparte la gara, Trissino in campo, in attacco ora con Cazzola, Rubega, Bertinato e Borgo a difendere la porta. Stella Rossato, risponde SPV con Masetti, Palaggi, Raffaelli, Marquez e la nuova entrata Genovali. Punizione per il Trissino, ancora la barriera dell'SPV che allontana la palla. Genovali arriva per prima, lancia lunga ma trova Bertinato a raccogliere palla a metà campo, conclude ma ancora Masetti. Marquez lancia per Genovali, palla troppo lunga domesticata da Cazzola, gira la propria porta, sfrutta il blocco di Rubega ma non trova lo spazio per entrare. Bertinato da fuori, prova, facile preda di Masetti questa palla pulita. Marquez che spazza lontano ma recupera ancora Bertinato a 10 secondi per uscire ma trova subito Rubega libera dal lato opposto che punta ma non trova Pertugio, fuori per Bertinato, manovra volgente del Trissino con Cazzola che punta il suo difensore ma ancora finisce dietro porta, chiude bene l'SPV. Fallo in attacco di Boscaro che è entrata nella lunetta del portiere, quindi palla all'angolo basso per l'SPV. Raffaelli sulla palla, tocca per Marquez, Cazzola subito in pressione ma lancio lungo per Genovali ma interviene Bertinato riparte, punta il suo uomo, cerca un tiro assist che non trova nessuno ma recupera palla Boscaro riallarga il gioco, ancora Rubega, tiro da fuori di Rubega ma c'è Marquez che chiude il tiro. Palaggi riparte, cambia il passo, salta, due uomini, Palaggi trova sulla sua strada la stecca di Genovali e Marquez che recupera ancora, giocata di Marquez, interviene però Bertinato che punta l'uomo ma trova Masetti, ma recupera l'SPV ancora con Palaggi ma Cazzola protegge con il corpo, trottola e tiro di Cazzola ma sulla sua strada c'è Marquez che allontana la palla, ma ancora il Trissino con Rubega per Bertinato, attacco laterale del Trissino, Bertinato non trova lo spazio ed è costretto a riallargare fuori per Rubega, cerca dall'altra parte del campo Cazzola, recupera palla Cazzola ancora con Bertinato, blocco di Cazzola, tiro di Bertinato alto, fischia palla alta il direttore di gara. Marquez porta palla sul punto di battuta, chiama la distanza Palaggi, muove la palla, subito ancora Marquez, palla sporcata da Boscaro che favorisce Cazzola che fa un tiro cross per Boscaro, imprendibile, ma Boscaro va a recuperare la palla all'angolo e serve ancora Cazzola, dietro la gabbia di Masetti. Bel passaggio di Cazzola per Boscaro che di prima trova il palo lontano, un'azione tra le due nata dall'angolo alto al retroporta e ha trovato la rete del 2-1, vantaggio Trissino con questa conclusione di prima di Boscaro su passaggio da dietro porta. 2-1 Trissino, 22 minuti dal termine, riparte l'SPV. Marquez, pressata alta ma salta il primo uomo ma trova il raddoppio di Bertinato che prova la conclusione ma Palaggi sulla sua strada la manda dietro porta. Bertinato ancora, protegge palla con il corpo ma tocca la palla con un ginocchio a terra, quindi palla dell'SPV che è già ripartito con una palla vagante a metà campo recuperata da Rubega dopo un passaggio di sponda che ha favorito il recupero del Trissino. Rubega giostra palla all'angolo alto, ben marcata da Raffaelli, va a giocare a due con Bertinato dietro porta, esce Bertinato e gioca palla fuori per Cazzola che ha tutto lo spazio per il tiro, finta, accelera, subisce un contrasto da Genovali che non trova la palla ma trova il piede dell'avversario che stava concludendo. Fallo per il Trissino, fallo a favore del Trissino,
Sesto fallo di squadra, 6-6, falli fra Trissino ed SPV. Punizione, barriera dell'SPV. Pronto a muovere palla Bertinato che serve Cazzola, ma sulla sua strada trova l'arbitro e non riesce a trovare la conclusione, ma comunque mantiene il possesso di palla Cazzola. Scivola, tocca la palla da terra, quindi palla per l'SPV che riparte subito con Marquez che lancia lungo per Palaggi, ma non riesce ad arrivare su sta palla troppo lunga. L'angolo basso controlla Palaggi, prova a ripartire larga, ma Cazzola intercetta. Contropiede del Trissino che non troppo prolungato, ma ancora Bertinato che insiste, e ancora il portiere Masetti che chiude lo specchio della porta alla conclusione delle vicentine, che ripartono ora con Cazzola con il tiro da fuori, ma Raffaelli non si fa superare. Ancora Cazzola che insiste, inciampa, cade, ma rigore per il Trissino. Forse giudicato falloso l'intervento, ma era uscito prima. Comunque rigore per il Trissino sul risultato di 2-1, 20 minuti dalla fine. Si incarica Emma Cazzola contro Masetti. Tutto pronto, fischia l'arbitro, batte Cazzola centrale, Masetti non si sposta e non lascia Pertugi. Palla 2, fischiata dal direttore di gara, bell'intervento di Masetti, non troppo bello il tiro di Cazzola, ma recupera comunque l'SPV con Iannacone che parte in contropiede e con questa stecca di taglio di Cazzola giudicata fallosa dal direttore di gara perché è partita dall'alto verso il basso. Punizione per l'SPV, sempre 2-1, 20-21 dal termine. Iannacone a terra, un po' dolorante per la caduta, ma non chiede l'intervento dei sanitari, ce la fa continuare. Punizione per l'SPV. Iannacone sulla palla per Marquez si allarga e prova il tiro, ma c'è Cazzola sulla sua strada che non la fa passare. Recupera il Trissino con Rubega che punta Palaggi, blocco di Boscaro, trova il tiro Rubega, ma sempre Masetti pronta. Iannacone dall'altra parte tiene larga, aspetta l'arrivo di una compagna con cui giocare, ma la difesa del Trissino aggressiva subito non la lascia ragionare, tenere palla e riparte con Boscaro. Boscaro allarga il gioco, manovra avvolgente del Trissino che fa girare palla per allargare la difesa delle locali. Blocco di Boscaro, prova l'entrata Cazzola ma non trova, ancora palla fuori, ancora questo movimento di Trissino che cerca il tiro da fuori e il gol di Cazzola. Sfrutta il blocco di Bertinato, Cazzola che gli toglie il difensore da davanti e trova lo spazio per mettere una bella accompagnata al secondo palo. 3-1, 19-29 dal termine. Riparte Iannacone per Marquez, subito pressata alta, però è un Trissino che ha alzato i giri motori in difesa, sta passando ancora di più, sta cercando la via della rete con più insistenza. E SPV un po' stanche, che hanno fatto qualche fallo in più in questa seconda frazione, ma Trissino che continua martellante con il possesso palla e con le conclusioni pericolose. Ora Bertinato, tiro di Bertinato e Masetti ancora, recupera Raffaelli, parte Raffaelli, riesce in diagonale a superare Cazzola, con una mano arriva il tiro, parato bene da Rossato, contropiede del Trissino a 3 con Rubega per Boscaro. Boscaro perde il momento e deve ripartire da Cazzola. Cazzola a testa alta, gioca con Rubega, Rubega entra ma non trova la porta, ancora Bertinato, ancora Trissino, tanto Trissino in questa gara, tanto possesso palla, ma un Viareggio ordinato che non lascia trovare spazi, come in questo caso, che però Cazzola riesce a trovare la conclusione ma non la porta. Ancora Rubega, ancora Boscaro, passaggio un po' affrettato,
poco preciso, ma Bosca lo recupera. Viene fuori Bertinato, seguita bene da Marquez, blocco di Cazzola che entra, Bertinato ne approfitta ma non trova lo spazio, ancora Cazzola per prima sulla palla, riparte Raffaelli, fallo in attacco. Riparte il Trissino con Bertinato, Bertinato per Cazzola, Cazzola che cerca lo spazio ma trova Masetti, ancora Trissino in pressione un po' fallosa di Rubega su Iannacone, riparte, troppa fretta di ripartire Raffaelli che serve lunga la palla a Palagi ma la trova Bertinato che trova il tiro fuori, sporcato dalla difesa. Ancora Raffaelli che lancia in lungo per Iannacone, contrasto tra le due, fallo del difensore, ha qualcosa da ridire il mister del Trissino che aveva già preso un richiamo e ora il direttore di gara discute, lo ammonisce. Un po' nervoso l'allenatore Bertinato, forse pensava a una partita più facile, sta faticando più del previsto, il risultato di 3-1 è molto equilibrato, anche se Trissino ha dimostrato di avere un buon gioco, ma non ha trovato il giusto pertugio, è sempre pericoloso l'SPV nelle ripartenze. Ancora Trissino recupera palla, va Cazzola, dall'altra parte Bertinato libera, la serve ma Raffaelli chiude la linea di passaggio, ancora recupero Bertinato che apporta, mette alta questa palla dopo aver sdraiato il portiere, riparte Palagi, Palagi serve largo, Raffaelli che protegge bene con il corpo e a 9 falli il Trissino, quindi ora controllano un po' di più in fase difensiva senza cercare di forzare i recuperi. Palagi per Marquez che serve lunga, Raffaelli che prova in centro per Iannacone ma ancora Raffaelli centrale, non trova la compagna, ne approfitta Bertinato per ripartire, punta il suo uomo ma Palagi mette la stecca, chiude lo spazio e ancora Palagi sulla palla e riesce a servire Raffaelli, Raffaelli marcata da Cazzola, scivola a terra, recupera Cazzola, parte, punta il difensore, trova Bertinato che però non trova la palla, non ha un impatto positivo con la palla. Iannacone di qua riparte, bene controllata fisicamente da Bertinato che permette a Rubega di recuperare palla. Ora Cazzola per Bertinato, Bertinato ancora per Rubega, cambio di passo di Rubega che trova però Masetti nonostante aver superato il difensore. Marquez lancia lungo, Iannacone arriva per prima su questa palla lontana, Iannacone gira la porta, prende spazio, prende aria, ancora intanto un cambio per SPV che ne approfitta per dare aria a Raffaelli e inserisce in campo Giorgia Brandi. Riparte Trissino con Cazzola e Bertinato, Bertinato sulla palla, guarda bene le compagne, non trova varchi, quindi deve recuperare palla e allargare il gioco. Palla fuori per Cazzola, ancora per Bertinato. Bertinato prova ad accelerare in mezzo a due, ma trova Marquez che si invola da sola contro il portiere. Bene il gol di Marquez. Ancora come nel primo tempo, Trissino che va a spingere contro la difesa chiusa, SPV che ne approfitta e con queste ripartenze è proprio Marquez a firmare la doppietta e a portare il risultato sul 2-3 a 15 e 10 della fine. 9 falli commessi dal Trissino, 7 dall'SPV, quindi partita molto aperta e molto combattuta.
riprende la gara dopo la rete dell'SPV, riparte Trissino, ancora Trissino con manovra volgente, SPV ben schierato, basso, difesa uomo molto bassa, dove Trissino fatica a trovare il pertugio giusto e prova con queste aperture per i tiri da fuori perché le entrate non hanno tanto spazio, quindi riparte Trissino con Cazzola. Cazzola trova sulla sua strada Serrata, prova con Rubega che niente, si incunea tra due avversari ma la meglio Marquez, recupera palla Marquez, marcata alta, ancora Iannacone, Palagi, ma è Bertinato che dalla palla Boscaro, trova la conclusione Boscaro ed è ancora Masetti a controllare, ma lancia lungo ed è facile il recupero per Trissino. Cazzola alza la testa, cerca l'aiuto di una compagna, arriva Bertinato a farle il blocco, trova il tiro ma trova sulla sua strada una cigna difesa dell'SPV che non fa passare questa palla e recupera ancora Viareggio, con Iannacone, ma no, è marcata da Rubega e favorisce il recupero di Cazzola. Ancora Rubega per Boscaro, Boscaro prova la conclusione ma c'è Marquez che la chiude. Ancora Bertinato, Bertinato marcata vicina da Palaggi, Farioli che prova a intervenire ma arriva Masetti sulla respinta, Bertinato che non trova lo spazio, ancora Rubega, riparte Cazzola, Cazzola per Bertinato, Bertinato cerca Rubega, si guardano le due, cercano gli spazi ma SPV controlla bene la difesa del centro della porta, prova Rubega con questo giro porta, subisce il fallo, la carica di Palaggi che non l'ha fatta girare, non gli ha permesso di arrivare alla conclusione. Time out chiamato dal mister di casa Limena per far rifiatare un po' la difesa. 13 alla fine, risultato di 3-2 per il Trissino, 9 falli Trissino, 8 falli per l'SPV. Richiama l'arbitro i giocatori in pista, 13 minuti al termine, 3-2 Trissino in vantaggio, punizione all'angolo alto per il Trissino, si schiera la difesa dell'SPV con Farioli, Marquez, Palagi e Iannacone, Trissino con Cazzola, Rubega, Bertinato, Boscaro, Bertinato e Rubega sulla palla, al fischio ripartono, una serve l'altra che trova Cazzola dall'altra parte, fanno girare la palla per fare allargare i difensori, blocco opposto che trova il tiro ma non trova la porta, recupera Marquez che riparte, cerca una compagna lunga ma la pressione del Trissino, la sponda favorisce il recupero di Farioli, Farioli che riesce a invertire la sua marcia a servire Marquez. Marquez esce dalla sua metà campo, sempre pericolosa Marquez, arriva fino in area ma non trova lo spazio per concludere, è marcata vicino da Rubega e riesce a servire Iannacone centrale, Iannacone protegge bene con il corpo e allarga per Farioli, Farioli cambia gioco ma è pressata da Cazzola che favorisce il recupero di Boscaro, si allarga, aspetta le compagne, ragiona, si sistemano le giocatrici vicentine cercando di allargare la difesa ma subito l'SPV a ricomporsi lì davanti al portiere Masetti che risponde sempre presente quando riesce a passare qualche palla, blocco di Bertinato che favorisce l'entrata di Cazzola che non trova lo spazio per il tiro e Palaggi la accompagna bene larga sulla sponda, raddoppio dell'SPV su Cazzola, riparte però
Fario ora 2 contro 1. Bella giocata di Rubega per Boscaro con tiro al volo, ma la risposta di Masetti che gli chiude lo spazio. Bellissima questa azione del Trissino che però non trova lo spazio per la rete. Riparte Rubega che punta il difensore ma conclude a lato. Iannacone dall'altra parte, pressata da Rubega che recupera palla. Iannacone nello scontro fisico rimedia una spinta e l'arbitro si va a assicurare delle condizioni dell'atleta a terra e sul corpo a corpo ha perso l'equilibrio. Non abbiamo visto se è caduta male o se è intervenuta. Non sembra che abbia bisogno del servizio medico. Si rialza Iannacone, un po' dolorante ma ce la fa a continuare. L'arbitro è intervenuto per far recuperare il difensore, quindi palla al Trissino che riparte con il possesso palla. SPV difesa schierata, Cazzola che prova ad entrare ma trova sulla sua strada Raffaelli. Ancora lo scambio tra Bertinato e Cazzola. Cazzola ancora fermata bene da Raffaelli che protegge la palla, riesce anche a provare una conclusione ma Bertinato in aiuto subito va a chiudere questo tiro. Riparte l'SPV con questo tiro di Marquez da fuori che non sorprende Rossato. Recupera il Trissino con Bertinato per Rubega, attacco laterale del Trissino, incrocio tra le due ma Rubega non trova spazio. Ecco l'entrata di Cazzola che però sbaglia completamente la conclusione. Bello il movimento con il taglio di Cazzola che si era trovata al limite dell'area libera ma non ha trovato un giusto impatto con la palla. Marquez recupera, para lontano, Farioli non riesce a intervenire sulla palla. Riparte Bertinato aspetta l'aiuto di una compagna per trovare la conclusione ma deve allargare su Rubega. Ancora Rubega con Boscaro, scambiano le due, ancora Boscaro per Bertinato dall'altra parte, non trova spazio il Trissino, non riesce a costruire una conclusione. SPV molto ordinato in questa fase difensiva. Boscaro esce da dietro porta ma c'è Marquez a chiudergli la strada. Ancora Rubega prova la conclusione, ancora Masetti che si fa trovare pronta e recupera Marquez. Riparte l'SPV con Marquez che prova un'entrata ma non trova una compagna che l'aiuta, quindi si deve mettere in proprio e finisce all'angolo, tiene il possesso, trova centrale ma trova pronta la stecca di Rossato che interviene. Questo assist di Marquez per Raffaelli poteva essere molto pericoloso per il Trissino. 3-2, 9 minuti alla fine. Bella la rete di Bertinato sul secondo palo, servita da Rubega che al volo insacca il gol del vantaggio del 4-2 del Trissino a 9 minuti dalla fine. Trissino le vediamo un po' più sollevate da questa rete perché a 9 falli e non trovavano il vantaggio della sicurezza. Questo doppio vantaggio porta un po' di serenità, mentre l'SPV comunque lì quadrata, un po' più stanche. Trissino che riparte con una nuova verve con Bertinato che trova il palo opposto, supera il portiere con questa diagonale ma trova il palo. Ancora Bertinato, ispirata dalla rete, trova sulla sua strada Palaggi che è rientrata ora. Ancora Bertinato che cerca la porta ma trova Masetti questa volta. Masetti, bell'intervento del portiere dell'SPV che allontana la palla e viene protetta subito dalle proprie compagne di squadra. Trissino continua con Rubega, 10° fallo del Trissino. Trissino preoccupato di questi contropiedi che hanno fruttato le due reti dell'SPV, è andato subito a bloccare questa azione che non pareva manco pericolosa, però ha commesso il 10° fallo e quindi ha dato
l'opportunità all'SPV di accorciare. 8 minuti del termine, 4-2 per il Trissino, ma punizione di prima per l'SPV. Marquez sul dischetto contro Rossato. Tutto pronto, il direttore di gara fischia la partenza, si allarga, gancio largo contro gancio, siede bene Rossato Marquez e mette una palla imprendibile. 4-3, tripletta dell'attaccante rossonero. 4-3, partita sempre viva. Trissino non può abbassare la guardia perché Marquez è sempre pronta a colpire. Riparte a 8 minuti dal termine questa gara, ancora con Trissino in vantaggio 4-3. Punta ora Bertinato che trova però un tiro un po' forzato, trova il portiere sul suo palo. Marquez passa lontano ma anticipa Cazzola su Iannacone. Cazzola alla conclusione, ma è Masetti che con il guantone sinistro respinge bene la palla. Ora Iannacone prova, ma Rubega subito impone il suo fisico, gli chiude lo spazio, recupera la palla e si stende in questa azione prolungata ancora di Rubega e poi gioca fuori su Bertinato. Un tocco in più sulla palla e permette un po' alla difesa di chiudersi. Palla alta, nulla di fatto, punizione SPV. Ripartono le viareggine, palla ferma, chiede la distanza a Marquez, dà la palla a Raffaelli, fa uscire per Iannacone, subito pressato da Bertinato che riesce ad averla meglio fra le due, 3 contro 2, palla centrale di Cazzola per Boscaro che intercetta male la palla, trova Masetti e deve ripartire da Rubega a metà campo. Rubega scende laterale, non trova compagne, fa questo corpo a corpo con Iannacone che è la meglio lei questa volta, punta su Cazzola ma è bene, trova la conclusione ma raso terra e ben parata da Rossato che in posizione non ha avuto difficoltà a respingere questa palla. Riparte il Trissino dalla sponda laterale di destra, cambia gioco subito, ancora tra le due, palla che va da una sponda all'altra a metà campo per allargare la difesa. Boscaro che gira la porta ma perde la palla su un rimpallo, chiama il time out il mister del Trissino. Intanto uno scontro fortuito tra Palaggi e Cazzola, ma vediamo che si rialzano, sorridono, si abbracciano e quindi nulla di fatto. Cambio nelle file del Trissino, entra Sofia Sanson, estremo difensore, a dare il cambio a Stella Rossato che si è ben comportata finora. 6 minuti e mezzo dal termine, sempre 4-3 per il Trissino. Finisce il time out, riprende il gioco con una palla a favore del Trissino per un contrasto a 2. 4-3, 6 minuti e mezzo dal termine. Sponda laterale. No, l'arbitro dà la palla all'SPV. Probabilmente non ha sanzionato il contrasto, ma il tocco fuori della palla, come è avvenuto anche ora. Ancora SPV sulla palla, la numero 9 Barsaglini che tocca per Marquez. Riparte Marquez, ma Rubega subito in contrasto, esce Rubega con la palla a punta laterale, non trova la porta, trova una bella conclusione la porta. Contrastata a 2 da Barsaglini proprio sulla sponda, ma Rubega ci mette il fisico e subisce fallo. Nono fallo dell'SPV. Dopo il 10° del Trissino, ora c'è il 9° dell'SPV
a 6 minuti e 20 dal termine. Riparte dall'angolo basso Cazzola che gioca fuori per Bertinato. Bertinato prova ad entrare subito, ma trova Marquez sulla sua strada. E Barsaglini che va a recuperare palla, ma Cazzola arriva per prima, allunga il bastone, arriva per prima Cazzola, gira porta, cerca una compagna e la trova a metà campo in Boscaro che è libera, blocco di Bertinato, tiro di Boscaro che non trova la porta. Riparte Raffaelli in diagonale, marcata alta da Bertinato, anticipo di Rubega, bella azione, bello recupero palla del Trissino che però non trova la conclusione, ma riparte con Cazzola a metà campo. Cazzola cerca una compagna per l'entrata, ancora scambio tra Cazzola e Bertinato, blocco di Bertinato, tiro di Cazzola, è uno schema che funziona questo per il Trissino, però trova sempre pronta Masetti a chiudere. Intanto Raffaelli lancia lungo, ma Rubega anticipa, prova l'entrata, ma trova Raffaelli sulla sua strada. L'aiuto di una compagna ha fatto trovare gli spazi ed è questo forse che manca un po' in questo momento nei movimenti del Trissino, per trovare gli spazi, perché danno palla e dopo aver dato palla si fermano, dovrebbero giocare ed aiutare il compagno. Mentre gioca il giocatore con palla, come adesso Cazzola, punta il suo uomo, dà palla e lascia la compagna ancora lì, che cerca una compagna con cui giocare, ma sono ferme entrambe, sia la squadra che attacca che quella che difende, quindi diventa difficile trovare il pertugio. Lo trova ora Cazzola, ma trova la respinta di casco di Masetti. 4,45 al termine, punizione angolo basso per il Trissino. Arbitro non si avvede della deviazione del portiere e dà la punizione a favore alla squadra di casa. Probabilmente era... Sì, il pubblico mormora perché il tocco era abbastanza evidente, sia rumoroso che... Però probabilmente l'arbitro che era lì o non l'ha visto o ha visto qualcos'altro e ha dato fallo in favore dell'SPV, ma comunque recupera il Trissino questa palla larga, ma no, è Raffaelli che serve in mezzo, Barsaglini che non è pronta, prova a stoppare la palla e poteva essere un'azione molto pericolosa, ma è sfumata. 10° fallo Viareggio con Barsaglini che commette un fallo inutile all'angolo basso a difesa schierata, ma regala questa opportunità al Trissino. 10° fallo, vediamo quale giocatore del Trissino va a sfidare Masetti, probabilmente Bertinato, sì, è proprio Sofia Bertinato, il capitano del Trissino, che porta la palla sulla punizione di prima, aspetta il fischio. Porta il portiere laterale, gancio e la piazza al primo palo, brava Sofia. 5-3 a 4:12 dal termine, il Trissino allunga ancora di 2 reti di vantaggio, 5-3 per il Trissino e il mister Bertinato fa rifiatare Maria Boscaro e reinserisce Eva Cailotto. Riparte SPV con Barsaglini per Marquez. Aiuta Palagi, Marquez lancia lungo per Barsaglini, affrontata da Bertinato che quasi la meglio, ma arriva Raffaelli che ruba palla ma la lascia a Cazzola in mezzo alle due, prova un'azione troppo difficile, Barsaglini ancora sulla palla, protegge ma è marcata stretta da Bertinato, riesce a servire centrale ma interviene Sanson ad allontanare la palla, ma è ancora Barsaglini che però Rubega gli ruba palla contropiede a 2, Rubega Cailotto, Rubega si porta via Raffaelli, ma Raffaelli con esperienza la allarga, gli tocca la palla per quello che basta per far rientrare le compagne. Riparte Bertinato con Cazzola, ancora le due, scambiano le due a metà campo. Mister chiede una giocata alta a 3 minuti dalla fine, ma Trissino continua a giocarla a metà campo per cercare il pertugio, recupera l'SPU, ma ancora Trissino con Rubega a metà campo, Rubega per Cazzola scende, ora va a giocare dietro porta come chiesto dal mister, difesa ben schierata dell'SPV, palla fuori,
Bertinato stoppa, tira, ma la difesa dell'SPV non fa passare la palla, la allontana e la dà ancora Bertinato. 2:45 dal termine. Riparte Cazzola da dietro la porta, difesa schierata dell'SPV, tempo che passa come vuole il Trissino. Fallo di squadra dell'SPV, 11:10, time out chiamato dal Viareggio. (2:35 dal termine), punizione angolo basso per il Trissino. Sulla palla Cailotto con Rubega e Cazzola vicine, chiama la distanza Cailotto, aspetta il fischio dell'arbitro, serve Cazzola che va dietro porta ma subito marcata da Palaggi. Ancora scambio tra le due, riesce Cailotto a portare fuori palla e riparte da Bertinato. Giocata larga, 3 contro 2 del Trissino, Cazzola si incunea bene, ma è Masetti che interviene, recupera Palaggi, pressione del Trissino, 2 minuti al termine, 5-3 il risultato. Palaggi lancia lungo ma interviene Cailotto che riesce a servire Bertinato, contrastato da Palaggi. Fallo di squadra su questo ingaggio a 2, riprende Bertinato, chiama le distanze. SPV un po' più aggressivo in questi 2 minuti finali. Cazzola si porta a passo Marquez, inverte, serve di là Rubega che era rimasta libera, trova il tiro ma trova Masetti. Ancora Marquez, ripartenza per Iannacone, ma c'è Bertinato a sbarrargli la strada e a rimettere ordine, ad allargare per cercare di allargare la difesa avversaria. Entra Cazzola dietro porta, 1:30 dal termine. Trissino che ha allentato un po' la tensione, ha allargato le maglie per far trascorrere un po' di più il tempo senza forzare le azioni d'attacco. Fa girare bene palla il Trissino, bravo questo scambio Bertinato-Rubega. Ancora Bertinato che va larga dietro porta e serve ancora Rubega che entra, non trova la conclusione. 1 minuto al termine. 1 minuto al termine, recupera l'SPV, ancora Marquez pronta a partire, marcata alta ma subito Cazzola a tagliare la linea di passaggio, a intervenire su questa palla, conclude ma è Marchetti, prova questo tiro improbabile dalla distanza. Marquez recuperato però da Iannacone che prova a salire ma non trova il passaggio per un compagno, recupera il Trissino. Bertinato si allarga, porta palla fuori, entra anche Mecenero per il Trissino per gli ultimi 30 secondi. Bertinato allarga il gioco, aspetta il movimento di una compagna, Raffaelli ne approfitta per accorciare la marcatura e riesce a recuperare palla ma subisce anche un fallo. Un po' di polemica per questo intervento sulle gambe, ma a 19 secondi dal termine, 5-3, fallo in attacco del Trissino, palla per l'SPV. Siamo ai secondi finali, Trissino sempre in pressione per cercare di recuperare la palla, SPV che prova il contropiede con Marquez ora che riesce a liberarsi del suo marcatore ma arriva Bertinato in aiuto e Sansor che interviene e mette la palla fuori con la testa, brava Sofia. Ancora Marquez che prova, 3 secondi dal termine, Marquez in pressione, partita virtualmente conclusa,
SPV rimane in pressione alta, ma probabilmente Trissino farà un giro porta per chiudere la gara. No, invece Rubega prova, ma il tempo si conclude, l'ostilità con il 5-3 per il Trissino sulla pista dell'SPV. Una bella partita equilibrata tra le due compagini, una squadra aggressiva, una squadra più riflessiva in campo, hanno giocato con le loro armi e ne è uscita una buona partita. Grazie a tutti per aver seguito questa diretta e a risentirci alla prossima partita.